il mago Cleo, noto come il Santone di Avella. Cleo, 41 anni. Beatrice, sei troppo piccola per decidere. Segui i consigli di un papà mago. Il mago Cleo può entrare. Santone di Avella, buon pomeriggio, prego. Gli abbiamo chiesto di entrare come papà, prima, poi lo conosceremo come mago, perché qui è nel doppio ruolo. Allora, papà Cleo, sei geloso di tua figlia? Sii sincero. La sincerità... Un po' maga sono pure io, quindi... No, ma essendo un padre giovane non è che sono geloso poi. No, vorrei dargli un ottimo futuro, ecco perché la consiglio spesse volte per eventuali sbagli. Ma come mai gli hai contestato sempre tutti i ragazzi corteggiatori che hai avuto? Ma diciamo che mia figlia ha sempre persone sbagliate. Lo sapevo. Chi è che ha parlato? Ha parlato tua figlia? Scherzavo. Allora, mia figlia ha un carattere un pochettino duro, direi. Quindi quando si innamora lo fa molto facilmente. Beh, se è dura non si innamora facilmente Sì, una ma persona. bisogna innamorarsi da padre, non da mago, bisogna innamorarsi anche della persona. Per te dico. Padre, come un mago, sai che l'amore è un fatto irrazionale, non è che uno è giusta. Vabbè, una persona si può innamorare anche di un uomo di 70 anni, voglio dire, però... Vabbè Alda, scusa se ti interrompo. Sì. Visto che lui comunque parla più che altro con le carte, non parla con il cuore a questo punto. Lui parla con la ragione, infatti, no? La cartomanzia non è niente. Questo poi è da vedere perché abbiamo un magnifico pubblico che può giudicare dopo. Io perciò sto qua, papà. Vedendo i tre... Dire una cosa... Un esperimento però, un momento. Prima allora smettiamo di fare il papà, vestiamoci da mago. Perché in questo momento diventi il Santone di Avella, e che è una cosa diversa, perché come ha detto lui, giustamente le professioni vanno rispettate. Ti vesti qui... Alda, ora lo vedrei proprio cambiato. Cambiato? Pure come la pensa, sì, Lo sì. posso fare da assistente, Parlerà che non da è da mago. tutti avere la De Usanio come assistente. Tengo io la giacca, microfono, ecco, se lo metti qua, perfetto. Che vedo che visione. Che allora facciamo un esperimento con Max. Veramente il mago... il Santone di Avella. Ed eccomi qua. Ragazzi, mago Cleo, Santone di Avella. Allora. Penso che qualcuno di voi mi abbia pure visto in televisione vestito così. Sì. Allora, hai detto Grazie. che tu...